Come dessert vi proponiamo, sempre qui dall'antica dimora del Gruccione di Gabriella Belloni, una treccia di Casizolu. Ossia, il Casizolu può essere ottenuto con la sua classica forma di peretta oppure anche con una forma intrecciata. E infatti da qui la treccia di Casizolu. Questa treccia di Casizolu, è inutile parlare di ingredienti, l'ingrediente è solo il formaggio Casizolu che verrà poi messo in una piastra calda e quindi leggermente fuso e poi servito a tavola con del miele. Consiglierei l'utilizzo o di un miele d'arancio particolarmente fresco e allo stesso tempo aromatico o di un miele di cardo. Sconsiglio con questa tipologia di formaggio dei mieli decisamente molto marcati nel gusto tipo castagno, perché andrebbero veramente a superare le caratteristiche organolettiche di questa treccia di Casizolu. A questo piatto, quindi a questo dessert, a questo piatto di chiusura, abbineremo un vino amabile che è appunto un Planargia IGT e quindi un vino ottenuto da uve Malvasia ed è quindi il Malvasia giovane che si accosterà perfettamente a questa treccia passata in piastra e con del miele d'arancia.